Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 10 ottobre. Ieri sera a Chioggia, in Corso del Popolo, si sono vissuti momenti di preoccupazione. In una palizzina, il cui accesso in Calle Cipriotto, inizialmente sembrava una situazione estremamente grave perché erano intervenuti due camion dei vigili del fuoco, la polizia locale, un'ambulanza e l'autoambulanza. E i vigili del fuoco avevano usato le protezioni con le bombole e inizialmente non era chiaro che cosa fosse successo. In realtà si è trattato di un piccolo incendio scoppiato in una cucina mentre un uomo di circa 50-60 anni stava cucinando. Per motivi sconosciuti le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo alcune tende. Nell'atto di spegnere l'incendio l'uomo ha subito lievi ustioni al collo e in altre parti del corpo ed purtroppo è rimasto anche esposto al fumo. La situazione è stata potenzialmente pericolosa. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso. Al momento della registrazione di questo servizio non sono disponibili ulteriori aggiornamenti e nella sua condizione comunque è in osservazione all'ospedale di Chioggia. Ci auguriamo che non ci siano sviluppi gravi, insomma. L'uomo che doveva semplicemente trascorrere una serata tranquilla a casa, godendosi un pasto che doveva prepararsi, si è trovato invece in una situazione di estremo pericolo. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa del fatto che dare da mangiare agli animali liberi non è un atteggiamento civile. Ne abbiamo parlato ieri della piaga rappresentata anche nel territorio veneto dai cinghiali. Prima o poi arriveranno anche quelli, semmai aiuteranno a cacciare i topi e i colombi che nel frattempo continueranno a proliferare grazie a qualche cittadino che decide di procacciare loro il cibo. Ieri ci hanno segnalato che in via del Boschetto qualcuno ha recuperato cibo dai contenitori per l'umido, spargendolo al suolo in modo che gli animali liberi possano cibarsi. I contenitori per la spazzatura sono dotati di coperchio non per far uscire meno cattivo odore possibile, ma soprattutto perché gli animali non riescano a giungere con facilità ai resti di cibo, e questo sia per una questione di igiene e pulizia e quindi salute pubblica, sia per non vedere pantegane più grandi dei gatti girare per la città, oltre che pullulare di mosche e di altri e variegati insetti, larve e similari. Ci chiediamo come qualcuno pensi di agire per il bene della città e dei suoi concittadini agendo in tal modo e mettendo a rischio tutte le campagne di derattizzazione e disinfestazione che vengono attuate nel territorio a spese dei cittadini. Nei giorni scorsi abbiamo visto una signora di una certa età girare in Piazza Europa, una borsetta di nylon della spesa appesa al braccio, piena di briciole e tozzi di pane. Con nonchalance a ogni passo ne estraeva una manata e la lasciava cadere a terra, pensando di non essere vista. Seguita com'era da decine di colombi, era impossibile non farci caso. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Si propone come punto di riferimento per il turismo extra alberghiero My Concierge di Giorgia Santaterra, da 15 anni nel settore, una figura esperta nel mercato del turismo locale che fornisce assistenza totale e consulenza
a chi affitta immobili in locazione turistica, occupandosi di tutta la gestione. Il fulcro di questa professione, il property manager, è l'accoglienza, secondo Giorgia, che ricorda che tale professione è richiesta negli hotel di alto livello che ritengono fondamentale l'attenzione all'ospite, dentro e fuori la struttura. Esperta nel turismo locale e dell'offerta del territorio, propone escursioni, informa su eventi, ristoranti, musei, ma soprattutto entra in empatia con gli ospiti per riuscire a consigliare le attività più adatte ai loro interessi, facendo l'impossibile per esaudire tutte le loro richieste. L'intento di My Concierge e quindi di Giorgia Santaterra è offrire il proprio contributo per incrementare e sviluppare le potenzialità della città che sta vivendo, un momento interessante aprendosi ancora di più al turismo internazionale. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Ogni anno in Italia a circa 60.000 persone il cuore smette improvvisamente di battere. Succede quello che noi chiamiamo arresto cardiaco. Non sono malati cronici, non sono in ospedale, la maggior parte di loro sono a casa, in ufficio, al lavoro e a molti il cuore non riparte, ma alcuni sono fortunati, trovano qualcuno che li aiuta e che non ha paura di cominciare. E che cosa succede quindi? Cosa dobbiamo fare? Se una persona improvvisamente perde conoscenza, chiamala, se non ti risponde o non si muove, chiama il 118. Metti il telefono in viva voce e ascolta le istruzioni e soprattutto cominci a fare qualcosa. Che cosa? Le compressioni toraciche. Come? È difficile, ho paura di fare peggio? No, il peggio sarebbe non fare niente. Metti il palmo delle mani al centro del torace e premi forte e veloce facendoti aiutare dall'altra mano. A che velocità? 100-120 al minuto. Il metronomo, l'operatore del 118 oppure Canticchi Stene Live o un'altra canzone che abbia la stessa metrica. Come? Ho paura di farlo, non me la sento. No, non aver paura, è una cosa molto più semplice, molto più facile di quello che tu credi. E poi, se per caso non sei da solo, fatti aiutare, attiva la catena di sopravvivenza, quindi incarica qualcun altro di chiamare il 118. Ah, e se sei ancora più bravo e hai visto un defibrillatore semiautomatico nelle vicinanze, oppure se il 118 ti dice che c'è, manda ancora qualcun altro a prendere il defibrillatore semiautomatico che può aiutarti a salvare quella vita. Perché dovrei farlo? Perché non c'è niente di più bello che salvare una vita. E i passaggi sono veramente facili. Non devi assolutamente avere paura di provare. Quindi, ricapitolando, se una persona improvvisamente perde i sensi davanti a te o lo trovi a terra, chiama la vittima. Se non risponde, chiama il 118. Cominci a comprimere al centro del torace forte e veloce e mandi a prendere un defibrillatore se non sei da solo. Le tue mani possono salvare una vita. Baby shark do-do-do-do-do, baby shark do-do-do-do-do, baby shark do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark do-do-do-do-do, mommy shark do-do-do-do-do, mommy shark do-do-do-do. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 10 ottobre, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it.
Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.